Prende sempre più corpo l'ipotesi della pista terroristica per la tragedia avvenuta a San Bernardino in California, negli Stati Uniti, dove è stato colpito un centro per disabili. 3 persone, ma successivamente poi la stessa polizia dirà che ne sono 2 i kamikaze che hanno aperto il fuoco in una sala di questo centro, uccidendo 14 persone e ferendone 17. Tra l'altro è stata messa in evidenza anche la ricostruzione dei fatti. I 2 killer hanno colpito mentre era in corso una festa natalizia. Poi sono fuggiti a bordo di un SUV nero che è stato poi rintracciato in una cittadina non lontano da San Bernardino. Tra l'altro l'auto è stata crivellata di colpi mentre gli agenti accerchiavano la zona. I 2 killer sono morti, poi è stata fermata una terza persona che dopo essere stata sentita è stata liberata perché non coinvolta nei fatti. È chiaro che l'attacco, secondo l'FBI e le forze di polizia, era stato pianificato. Uno dei killer era di origine siriana.